Ha compiuto 100 anni il professore Pasquale Marchetta, originario di Cattolica Eraclea, ma vissuto poi nella nostra città. Una lettera di elogio è stata invitata dalla provincia per la sua attività didattica di professore di lingue e letteratura francese. Anche il comune di Cattolica lo ha festeggiato con la dedica di una targa e una copia in pergamena del suo atto di nascita. Come si sente con i suoi 100 anni? 100 anni, bene, sono lieto che ho raggiunto questa età. Io mi auguro che gli altri seguano la mia via e possano toccare pure i 100 anni. Però mi sembra difficile con la vita che i giovani conducono. Quindi perché li vedo fumare, frequentare discoteche, e la notte lo fanno giorno e mangiano quello che vogliono, i veleni. Occorre un freno, occorre fermare. Quindi io ci sono arrivato perché gli eventi storici della mia giovinezza non permettevano di assumere questi veleni. Cosa ricorda dei suoi 100 anni, nella sua lunga storia di vita, in particolare qualche ricordo? Ricordo particolari, ricordo intanto la scuola per esempio elementare, avevo 5 anni, mi ricordo una frase della lettura del quinto anno. Olga sa che sua madre è povera e non potrebbe accostarle nulla. Quella frase mi è rimasta impressa per sempre. E poi un altro avvenimento, quindi quando frequentavo la prima media, la prima elementare cattolica, naturalmente c'erano bambini che venivano buttati sulla strada e poi frequentavano la scuola. Quindi c'era, mi ricordo, un bambino seduto al primo banco che doveva andare in gabinetto e il cesso lo chiamava gesso. Allora si alza il professore, mi manda a gesso. Il professore Taormina, che io conosco, che era maestro in quella classe, va alla lavagna, prende un pezzo di gesso e glielo do, tieni il gesso. Questo è il gesso, non si dice gesso. Il professore permette che io vada a fare i miei bisogni, eccetera. Nel periodo della guerra cosa ricorda? Bombardamenti, ero qua da Agrigento, frequentavo il liceo, sirene che suonavano appena venivano aerei che venivano da Malta, 5 minuti da Malta, che allora erano inglesi, un potere inglese, venivano da Agrigento in cerca di tedeschi. Chiamavano piccatelle, guidate da un solo pilota con la mitragliatrice e volavano a bassa quota. Appena veniva un tedesco sparavano e se ne andavano. So che lei si è salvato dal bombardamento, come si è salvato? Si è salvato dal bombardamento lei? A Raffadali trovo un camion che andava passava da Cattolica, mi diede un posto, appena usciamo da Raffadali un aereo ha visto il camion e cominciò a mitragliare a bassa quota verso di noi. Meno male che c'era un ponte, subito l'autista si è fermato, noi giovanotti naturalmente in un Fiat sotto il ponte e così non siamo stati presi dal fuoco della mitragliatrice. Mi ricordo come se fosse ora. Tanti auguri allora, tanti auguri ad altri 100 anni.